il fatto che sia molto in diminuzione rispetto a 10 anni fa significa che le aziende sono più attente oppure che c'è una minore concentrazione di PFAS nel territorio dopo 10 anni? Io direi tutte e due. Infatti quello che noi oggi vi presenteremo innanzitutto è come le concentrazioni sono calate nell'uomo, che rappresenta, diciamo, il vero elemento significativo, perché la persona ha bioaccumulato nell'organismo quello che c'era presente nell'ambiente, negli alimenti e nell'acqua potabile principalmente. Quindi quando calano queste concentrazioni, principalmente nell'acqua potabile, ma poi anche negli alimenti, anche negli ambienti in cui le persone vivono, questo è già rappresentativo del fatto che è diminuita la contaminazione. Dall'altro chiaramente ci sono le norme, ci sono i controlli e c'è secondo me anche un'assunzione di responsabilità da parte dei produttori, perché ogni produttore non vuole mettere in pericolo la propria azienda innanzitutto, e poi ha un senso di responsabilità nell'ambito di quel territorio che è stato colpito da questa contaminazione, che ha portato sicuramente ad una pratica migliore e soprattutto ad avere tutte le accortezze che sono previste, insomma, dalle norme.